purtroppo non sento bene, c'è un rimbombo di fondo che mi impedisce di sentire le tue parole. E prima ancora mi scuso per non essere presente, cosa che avrei voluto fare molto volentieri se non ci fosse stata la coincidenza della festa dell'Italia dei Valori qui a Mastro sull'Adriatico che mi impedisce di essere presente. Non di meno, volevo dire questo, che il vostro tema è assolutamente rilevante e attuale, perché pone in maniera forte il problema del rapporto tra Stato e Regione, e credo che mai come in questo momento metta in discussione quel patto che noi all'indomani della seconda guerra mondiale abbiamo fatto con lo Stato italiano: far valere la nostra specialità, la nostra autonomia in cambio di un riconoscimento delle nostre caratteristiche che si trasformasse in nuove di autonomia e di specialità e anche corrispondentemente di attenzioni da parte dello Stato. Oggi credo che dovremmo prendere atto di questo. Quel patto va rivisto, ma siccome abbiamo un interlocutore sordo e cattivo che ci taglia di volta in volta quelle ali per poter volare di cui la Sardegna ha bisogno, soprattutto in questo momento, si pone il problema di come contrapporsi, e certamente non possiamo avere una contrapposizione con sorriso, con il benessere sulle spalle, facendo delle manifestazioni che non portano assolutamente a nulla. Manifestazioni non intendo manifestazioni di popolo, ma istituzioni, balletti, che purtroppo il governo regionale in questo momento sta semplicemente attuando. Dobbiamo porci il problema di che cosa fare per reagire davanti a questi soprusi. Sì, può anche continuare, noi sentiamo benissimo. La sentiamo benissimo. Il problema è che credo l'analisi l'abbiate sviluppata bene. Il problema delle entrate, la partenza delle entrate, che è un altro accordo non rispettato da parte del governo nazionale. Noi nella scorsa legislatura avevamo strappato questo accordo, forse non splendido, forse potevamo portare a casa qualcosa di più, lasciare magari la sanità a carico dello Stato nazionale, però era comunque un buon accordo che garantiva alla Sardegna una serie di entrate. Il problema dei trasporti, le servizi militari sulle quali non si può discutere minimamente, l'emarginazione della Sardegna nei processi decisionali, porta a dire che qua c'è un voto che è calpestato. Allora, che fare? Io penso che non possiamo in questo momento non partire da una considerazione banale e palese. Se guardiamo una delle due forze politiche che in questo momento reggono il governo nazionale del Paese, vediamo che in continuazione ci propongono un concetto semplice: l'Italia sta andando allo sfascio, prepariamo a organizzarci la Padania. Che è una cosa gravissima, è una pensata alla Costituzione, che però legittima da parte della Sardegna una prenotazione uguale, che può essere verso il rispetto dei fatti, ma può essere rispetto anche ad altre conseguenze. Se si mette in discussione il nostro patto,
in discussione. La